Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Un nuovo appuntamento ricchissimo, ricchissimo di ospiti e tra l'altro sarà un piacere perché ci saranno oggi nel corso di questa puntata anche piacevoli rincontri. Sì, rincontri perché sicuramente questo periodo ha creato un rapporto, ha creato un po' una forma di rivoluzione, di innovazione della comunicazione, oggi ne parleremo, che ha creato anche delle bellissime sinergie. Beh, sicuramente con Io Compro Siciliano, sapete, noi parliamo di identità, parliamo di qualità e parliamo anche di tradizione. E come è tradizione, per ogni appuntamento che si apre ogni mattina alle 12, noi diciamo grazie 228.943 volte, grazie, grazie ancora. Siamo quasi a 230.000 presenze. Voi sapete la progettualità, la realtà, questo lifestyle, questo stile di vita Io Compro Siciliano ormai fa parte del nostro quotidiano. Tantissime le aziende attualmente registrate, sapete noi abbiamo sulla nostra pagina, nella parte in alto questo form che chiediamo di compilare, è una scheda di presentazione delle vostre aziende e questo permetterà di poter inserire la vostra azienda all'interno di questo grandissimo database. E poi i tre punti importanti, ormai li conoscete, tra l'altro siamo arrivati ormai al weekend e ormai il punto di riferimento diventa il Chiedimi pure, la nostra rubrica con Giuseppe Giorgiani al venerdì, sabato Davide Morici e domenica Francesco Caravello, i tre ideatori di Io Compro Siciliano. Bene, noi siamo pronti. Oggi vi portiamo nella bellissima città di Catania. Lo abbiamo detto poc'anzi, Io Compro Siciliano in questo periodo di lockdown ha avuto la possibilità di poter anche essere ospitata in trasmissioni molto belle, culturalmente molto di livello, che hanno permesso in periodo di quarantena di poter far notizia, conoscenza, approfondimenti di temi assolutamente ampi, da quello che riguardava naturalmente la difficoltà delle aziende ad affrontare un periodo di blocco, ma anche quella che era la proposizione di nuovi progetti culturali. Questo lo si è fatto, questa possibilità appunto di essere anche intervistati ospiti in una trasmissione e abbiamo conosciuto una giornalista e un importante, lui speaker ma anche esperto di comunicazione, che oggi apriranno con noi questa puntata. Da Catania abbiamo Agnese Maugeri, giornalista, e Davide Di Bernardo, esperto in comunicazione. Eccoli qua, stanno per arrivare. Io compro siciliano. Eccoli, ma buongiorno. Benvenuti e Che bello, bentrovati. che bello. Siete Ma fantastici, veramente. senti Davide e Agnese, io prima di ogni cosa volevo farvi complimenti, complimenti per la vostra trasmissione che seguivamo con attenzione. Siete molto bravi, preparati, ci è piaciuto molto il vostro modo di poter fare non solo intrattenimento ma informazione in un periodo sicuramente di grande difficoltà. Io Compro Siciliano è stato attenzionato anche da voi e noi siamo stati ospiti proprio nel vostro programma, quindi innanzitutto abbiamo adesso la possibilità di dire grazie, grazie davvero a voi e finalmente abbiamo la possibilità di ospitarvi, quindi grazie per aver accettato questo invito. È un piacere per noi ed è stato un onore per noi avervi in trasmissione, anche perché Agnese aveva deciso di realizzare una puntata proprio dedicato a come i social possono aiutare in questo momento di ripartenza, perché dobbiamo essere ottimisti, quindi non crisi ma ripartenza,
i siciliani, le aziende siciliane e italiane. E allora vi ha trovati, siamo stati proprio 10 minuti a parlarne perché i numeri parlavano da soli. I vostri format, i vostri programmi sono interessantissimi e parlano di argomenti belli, decisi e soprattutto propositivi, che è quello di cui abbiamo bisogno. Quindi tempo, quanto, mezza giornata abbiamo... Più che altro ci piaceva l'idea di fare a rete, che esatto. poi il vostro modus operandi è un po' quello che ci accomuna con la rete di internet, e poi comunque sposate in pieno la vostra causa di uno stile siciliano, uno stile di vita siciliano, e quindi siamo stati molto felici di avervi in puntata con noi e siamo contentissimi oggi, anzi ricambiamo i ringraziamenti per averci ospitato. Noi felici. Allora, io vorrei iniziare. Agnese, diamo spazio agli uomini, facciamo cominciare l'uomo, dai, facciamo cominciare Davide. Allora, Davide, sicuramente tu sei un esperto in comunicazione. Prima di affrontare la prima domanda, mi piacerebbe però che tu potessi raccontare agli amici che ci stanno seguendo una cosa molto importante. Tu sei stato anche un po' un precursore, no, di quello che è stata questa innovazione della comunicazione, perché già un paio di anni fa avevi individuato la possibilità che si potesse comunicare in maniera più immediata, c'era questa esigenza, ed accade proprio che un paio d'anni fa Davide Di Bernardo, raccontaci. Sì, diciamo che sono sempre alla ricerca di nuovi metodi sia da proporre alle aziende, ma soprattutto di sviluppare insieme ad Agnese e agli amici che fanno parte della redazione di Now in Sicily, che è una testata giornalistica, la possibilità di comunicare in maniera sempre innovativa. D'altronde, se ci pensi, in meno di 15 anni siamo passati dall'uso massivo di carta stampata ai siti internet, alle testate che ormai sono solo e esclusivamente sui social. Quindi nell'arco di pochissimo tempo ci siamo innovati in maniera velocissima e allora sono sempre alla ricerca di nuovi strumenti. Uno di questi è stato appunto StreamYard, che è la piattaforma dalla quale sia noi che voi trasmettete, ed è la bellezza di StreamYard credo sia proprio la semplicità, perché riesce a far sì che in pochissimo spazio e con l'essenziale, che oggi è un po' quello che serve, riesce a mettere non solo in comunicazione privata, ma soprattutto a trasportare questa comunicazione tramite i social. Anzi, a breve anche su Instagram in maniera diretta, quindi si unirà quella che è Facebook a Instagram con le sue storie. E come raccontavo a Davide, è stato verso il periodo di novembre-dicembre che, cambiando sempre i protocolli e soprattutto la privacy, avevo trovato questi ragazzi americani, ahimè, come tantissime altre realtà del mondo digital, che avevano realizzato questa startup ed erano riusciti a semplificare nella maniera più possibile sia l'utilizzo ma anche il rapporto, perché con loro abbiamo iniziato a scriverci per effettuare dei miglioramenti, per non andare in bug, e devo dire che quando ho iniziato a proporla alle aziende qui a Catania, molti sono stati: è così semplice? Cioè la loro prima domanda era proprio questa, la semplicità dell'utilizzo. Molti ancora continuano ad utilizzarla come noi con abbonamenti, mentre altri ancora la stanno testando, diciamo. Il fatto è che è meglio innovarsi e con soluzioni semplici credo sia la migliore delle cose. Da quello che tu adesso ci stavi raccontando, viene fuori quanto poi la semplicità, e questo vale un po' per tutto, no? Quanto la semplicità, l'immediatezza e soprattutto poi il valore delle cose abbiano un senso, che poi è anche un po' un senso la filosofia che noi adottiamo con Io Compro Siciliano, no? Cioè il fatto di portare a dei risultati con quello che poi è la semplicità che fa parte poi del nostro quotidiano, quindi quanto è importante il valore, poi quanto è importante la rete, ma ne parleremo nel corso dell'intervista. Ma a Davide Di Bernardo volevo chiedere tutto quello appunto che ci hai adesso un po' riassunto. Per quello che riguarda le aziende, cioè le aziende adesso sono nelle condizioni quindi di poter utilizzare anche dei nuovi sistemi. Questo può essere un valore aggiunto, Davide? Davide Di Bernardo. Sì. In Italia capita spesso che si hanno tante cose, ma si utilizzano soltanto nel momento in cui ce n'è più bisogno.
E credo che un po' quello che abbiamo fatto durante il lockdown è stato proprio questo. Realtà come Zoom, GoToMe esistono da diversi anni, ma sai, in Italia c'è molta diffidenza sull'innovazione e infatti realtà come queste venivano quasi accantonate o dette vabbè poi la utilizziamo, era questo il modus operandi. Invece devo dirti che in questo periodo, in questi 2 mesi, la maggior parte delle aziende che seguiamo con la nostra azienda che è Leaf, ma l'abbiamo visto credo in televisione, l'abbiamo visto ovunque, hanno iniziato a utilizzare in maniera massiva queste realtà. Ecco, Zoom ha avuto diverse problematiche legate alla privacy. GoToMe è un'ottima chat con un po' di limitazioni. StreamYard è stata quella che da primi ha collegati anche il web, cosa che ora fanno diverse tante, però ha il limite delle persone che possono andare online, che come sai, utilizzandolo, sono 6 in contemporanea. Però ogni piattaforma ha la sua utilità. Il nostro compito è quello di individuare quali sono i bisogni dell'azienda e consigliare le migliori realtà. Cosa è cambiato e cosa sta cambiando? Io ricordo, ero ragazzino, che il lavorare da casa, l'home working o smart working, addirittura se ne parlò durante l'ultimo governo Berlusconi, quindi tantissimi anni fa, in un periodo in cui ancora si parlava di welfare e non invece di spending review e di tagliare le spese. Perché? Perché addirittura era possibile fare smart working allora e dare la possibilità alle neomamme, ad esempio, di rientrare al lavoro in maniera graduale. Purtroppo poi negli anni si è sempre rimandato. Ecco, ora ti porto il caso per esempio di Twitter, che ha provato lo smart working e non vuole più tornare indietro. Quindi pagherà i propri dipendenti, ma ridurrà le spese strutturali per far lavorare da casa i propri dipendenti, favorendo sia loro che l'azienda stessa. Ecco, io spero che molte aziende iniziano a farlo. Davide, io ti interrompo un attimo perché vorrei spostarmi proprio ad Agnese. Agnese Maugeri, giornalista. Agnese, naturalmente rinnovo i complimenti per quello che avete fatto con Davide. Tra l'altro so esserci anche nuovi progetti e bei progetti, quindi assolutamente avanti tutta. Ma vorrei fermarmi su una cosa che diceva proprio adesso Davide. Il cambiamento sicuramente ha portato veramente una rivoluzione, direi, no? Nella comunicazione, ma a te, che sei poi giornalista, ti chiedo, questo cambiamento è un'aggiunta, quindi è qualcosa di nuovo che porta quindi un plus, un valore aggiunto a quello che avevamo ieri? Tutto dipende sempre da come si vedono, no, le cose, c'è sempre un lato positivo e un lato negativo. Sicuramente i social, la fluidità di poter connettersi, di poter parlare, di essere tutti più vicino anche se distanti, un po' come abbiamo fatto in quest'ultimo periodo, è un valore aggiunto perché permette appunto una comunicazione più facile e più veloce. Però in molti altri casi, come ad esempio nel mio campo, nel campo del giornalismo, questa velocità di notizie, di diffusione di appunto informazione può essere anche nociva se non viene controllata e se non viene ben manipolata, diciamo, perché molto spesso vediamo noi le fake news creano dei danni, dei disagi all'intera popolazione, perché magari una notizia che non è stata ben controllata, che è stata diffusa così solo perché appunto c'è la velocità di metterla sul web e di generare magari qualche click in più, porta appunto su uno scompiglio tale da poi avere difficoltà nel capire se davvero questa notizia era vera o se invece era frutto di un'invenzione. E ne abbiamo visti molti casi in questo periodo con il coronavirus, da tutte quante le notizie sui rimedi possibili che si potevano fare per limitare appunto i contagi, a poi notizie magari molto più importanti che hanno coinvolto anche l'intero mondo, perché appunto provenivano da qualsiasi parte, no? C'erano chi Trump diceva questo, quell'altro rispondeva in un altro modo, le iniezioni di candeggina, quella però non è una fake news.
È la Tra cosa l'altro poi in un periodo in cui chiaramente era tutto così strano, ogni notizia aveva un peso veramente molto, molto forte. perché purtroppo molto spesso si gioca sulla psicosi, sulla paura della gente, che in questo caso era più che legittima per degenerare, questo è il male principale. Quindi sicuramente i social migliorano le nostre comunicazioni, le hanno rese più facili, sicuramente andremo avanti e ci saranno molte più accessi, molte più situazioni di scambio, però ovviamente l'informazione resa tale deve essere sempre mirata, deve essere sempre puntigliosa, deve essere sempre vista anche su canali informativi giusti, come appunto i giornali, le testate autorizzate, come i vari, sempre nel caso della salute, con i vari siti online dei vari ministeri della salute e quant'altro, che danno sicuramente le notizie più certe. Agnese, noi ci spostiamo da giornalista a giornalista perché accade anche, naturalmente è importante parlare di cultura, voi lo avete fatto nel vostro programma, noi lo facciamo anche nel nostro, perché è importante naturalmente cercare anche di portare sempre avanti quelli che sono i progetti culturali, perché attraverso i progetti culturali poi si fa valorizzazione di territorio. Quindi mi sposto da te che sei giornalista ad un altro giornalista e autore. In questa giornata abbiamo con noi Cirino Cristaldi. Cirino Cristaldi è organizzatore di Etna Book Festival, oggi con noi ospite, grazie per aver accettato questo invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno, benvenuto e bentrovato. Dicevo da giornalista a giornalista, Cirino Cristaldi con tante realtà e con tante iniziative ha sempre fatto e continuerà a farlo, lo fa attualmente e abbiamo anche degli importanti appuntamenti che mi piacerebbe poter trattare in questa giornata con te, ma partiamo un attimino. Promozione, cultura, territorio, tante iniziative. Parliamone. Sì, devo dire che anche in un periodo insomma particolare come quello che abbiamo vissuto da poco, quindi il lockdown, l'emergenza, devo dire che in associazione culturale non EIM, che è quella poi che presiedo, abbiamo pensato di non mollare, di dare anche dei messaggi importanti a chi ci segue, appunto perché noi organizziamo 4 eventi durante l'anno, uno tra il Festival del Cinema e uno il Festival del Libro, e quindi anziché pensare di rinviare o comunque mettere in stand-by fino a data da destinarsi i nostri eventi, abbiamo pensato sempre in positivo, chiaramente virus permettendo. In questo senso, per esempio, con il Maggio dei Libri, con Etna Book abbiamo lanciato una rassegna che ha visto e sta vedendo, in realtà ancora non è terminata, oltre 20 ospiti, devo dire con grande orgoglio di caratura nazionale, e anche per quanto riguarda gli altri festival che sono Via dei Corpi, Cinemigrare, che è dedicato al tema dell'immigrazione e l'integrazione culturale, e la Sicily International Short League. Abbiamo deciso chiaramente di comune accordo con assessorati vari, tra cui quello del comune di Catania, di confermare le date. Quindi magari se ne avrò modo ve le elencherò. Siamo molto contenti di questo, crediamo molto non soltanto nella rete, quindi il vostro motto, il vostro slogan, così come quello di Davide Agnese, è un po' anche il nostro, e di questo ne siamo veramente orgogliosi, perché vuol dire che la Sicilia piano piano si sta risvegliando, perché per molto troppo tempo, diciamo, devo dire, non si è fatta questa famosissima e tanto discussa rete, ed è un po' come darsi la zappa sui piedi, posso dire, perché invece l'Unione, ho visto in questi anni di organizzazione di eventi, abbiamo iniziato nel 2015 con Via dei Corti, invece è la cosa più importante, soprattutto quando le festival come questi, che non hanno alle spalle grosse risorse, non hanno bandi, non si partecipa a bandi nazionali piuttosto che europei o regionali, ma si ha soltanto appunto la possibilità di far a capo a quelle che sono le nostre risorse e quelle di chi fa rete con noi.
abbiamo visto che comunque far rete molto spesso ti fa sopravvivere. Questo argomento un po' lo aveva accennato poc'anzi appunto anche Davide Agnese, adesso sottolineato anche da te. Far rete è fondamentale, è alla base, noi lo viviamo quotidianamente con Io Compro Siciliano. Far rete permette di essere più forti, far rete permette ad ognuno di poter dare il proprio valore. Far rete permette di far entrare in contatto magari realtà che fino a ieri non potevano entrare magari in contatto per 1000 ragioni. Far rete significa migliorare le proprie aziende, far rete significa far circuitare messaggi culturali. È importante. Io, Cirino, anche rispetto alle molteplici, perché sono veramente tante le iniziative che sostieni, che porti avanti. Tra l'altro proprio ieri parlavamo, diciamo, con grandissime difficoltà, perché diciamo che la cultura diciamo, vive sempre questo grande peso che chi porta avanti iniziative le vive quasi in maniera assolutamente personale, quindi questo significa veramente portarli avanti con grande sacrificio. Ma in questo periodo c'è evoluzione, rivoluzione, tu ne sai bene, no? Metamorfosi, accenniamo un po'. Sì. Questa è appunto la tematica scelta per la seconda edizione di Etnabook. Abbiamo scelto in realtà a fine anno scorso, quindi non avevamo, cioè non potevamo prevedere questa evoluzione e metamorfosi della quotidianità di ognuno di noi. Non so se quindi ci abbiamo azzeccato o meno, però dico, sicuramente il tema è molto molto attuale e devo dire che questo tema è piaciuto molto, non soltanto agli autori che abbiamo, chiaramente non posso ancora svelare, ma che abbiamo già messo in palinsesto per l'edizione di settembre, dal 25 al 27 a Catania. Ma è chiaro che anche il pubblico ha preso questa tematica come una sorta di sfida, anche per capire come parlare di questa tematica in base al settore, perché la metamorfosi si può chiaramente applicare a qualsiasi genere o settore. E questo lo abbiamo visto man mano anche con le opere che ci stanno arrivando, perché noi, come sapete, abbiamo un concorso letterario, un premio letterario, arrivato anch'esso alla seconda edizione, e abbiamo tre sezioni: sezione poesia, narrativa e saggio, e una sezione particolare, sperimentale, che l'anno scorso, devo dire, ci ha dato molte soddisfazioni, che è un libro in una pagina, quindi condensare una storia in una sola pagina Word. E comunque qui abbiamo tra l'altro anche due dei giurati di quest'anno, che sono Davide e Agnese, che ringrazio ancora, devo dire, loro ci seguono sempre, sono ormai parte dello staff integrante di tutti i festival che organizziamo. Questo per me è un orgoglio. Sempre in rete, no? Torniamo sempre in rete. Sì. Davide e Agnese, veramente loro fantastici. Poi ripeto, iniziative del genere sono veramente tanto importanti. Diciamo che naturalmente possono seguire queste iniziative direttamente dalla vostra pagina, giusto, Cirino? Per chi fosse interessato. Abbiamo pagina Facebook e pagina Instagram ufficiale Etnabook, abbiamo anche il sito web www.etnabook.it, e quindi per chiunque fosse interessato rispondiamo in tempo reale, diciamo, siamo lì sempre sul pezzo, perché ci crediamo molto. Devo dire, questo è un festival fatto con tanta passione, così come gli altri. È una passione che ci ha spinto inizialmente a pensare: Festival del Libro, ce ne sono tanti. Noi veniamo dall'esperienza di lavoro nello staff non soltanto del Taormina Film Fest, ma anche del Taubook a Taormina, che è un festival molto importante. E abbiamo pensato: Taormina ha tanti festival, tante realtà culturali importanti. Sicuramente la piazza di Taormina è una piazza che comunque attira pubblico, turisti, per eccellenza. Però abbiamo pensato, ma anche Catania è una città grandissima, città metropolitana, che offre tante opportunità e può dare tanto. Però ci siamo resi conto che non esisteva un festival del libro vero e proprio a Catania, quindi c'era questa sorta di gap tra Catania e altre città importanti. Così abbiamo pensato appunto di realizzare Etnabook, ci abbiamo lavorato per diverso tempo prima di lanciarlo, e poi l'anno scorso abbiamo lanciato, e devo dire che è andata bene, anche perché
è importante per un festival non soltanto avere, diciamo, i favori del pubblico, e quelli per fortuna non sono mancati, ma è anche importante, soprattutto importante, se vuoi fare una cosa che sia di livello culturale importante, avere il favore anche di realtà non soltanto locali ma anche nazionali che sappiano veramente veicolare la cultura, che facciano questo quotidianamente. Quindi comunque partendo dalle piccole case editrici fino a Mondadori, Sperling, insomma ne potrei citare tantissime altre, devo dire che stiamo avendo un supporto incredibile e inaspettato, devo dire. Tra l'altro, Cirino, noi siamo ciò che leggiamo, cioè nella vita poi alla fine noi siamo veramente ciò che leggiamo. E quindi questo Sì. Diciamolo sempre, insegniamo ai nostri figli a leggere, perché è importante per essere uomini e donne migliori domani. Sapete, innanzitutto c'è un'altra parte fondamentale dei nostri programmi, Agnese e Davide lo sanno anche, che è quello di leggere i messaggi di chi ci scrive. Il saluto a chi ci segue è fondamentale, e quindi buongiorno anche ad Amalia Lopinto, Selina Alcala, Forza Siciliani, ce la faremo, ad Algisa Campailla, buongiorno, Salvatore Armando, Rosalba Cuzzunati, Francesco Milone, compriamo prodotti siciliani, Fausta Intravaglia, Valentina Cirillo, Eppi Ambra, Maurizio Tumminia, ciao Maurizio, grande uomo di cultura, grazie a voi, Andrea Di Bernardo, grazie, ciao Agnese. Ciao! Scrive Andrea. Domenico Scarano, saluti, attori. Dobbiamo dire una cosa, ci sono storie che vanno raccontate, che sono storie di forti amicizie, storie fatte di passione, dedizione, creatività. Tutto questo è per Giuseppe Milone e Salvatore Fiamingo, due grandi amici, eccoli qua, buongiorno. Bentrovati. Due grandi amici, Giuseppe e Salvatore, che grazie proprio alla loro amicizia, a questa forza, a questa determinazione, decidono di dedicarsi a Officina Brassicola Siciliana, birra artigianale di altissima qualità. Eccoli qua, ospiti, buongiorno. Buongiorno, intanto vi ringraziamo, veramente una piattaforma e il lavoro che state facendo ha dato una professionalità veramente notevole, quindi vi ringraziamo. Noi siamo una piccola officina, infatti ci chiamiamo Officina, e siamo precisamente nel catanese, precisamente ad Acireale. Produciamo birra artigianale di qualità, quindi con gli ingredienti più di qualità specifica per quanto riguarda le birre artigianali, e il nostro logo fa riferimento a questo, non so se si può vedere, fa riferimento a OBS, Officina Brassicola Siciliana, quindi non solo, quindi l'elemento principale è ricondurre, come dire, la birra a quella che è il nostro territorio, cioè fare un pochettino di cultura siciliana. Diciamo che se il prodotto birra effettivamente non è propriamente siciliano nemmeno italiano, ma del nord Europa, abbiamo scelto noi comunque sia di renderlo un po' nostro, diciamo, di caratterizzarlo come quanto più possibile. L'elemento principale. Ma io posso farvi una sorpresa, scusate, perché dico, poi è anche un po' noi facciamo rete anche così, anche se non siamo vicini lo stesso. Allora, Davide, io farei vedere insomma ai nostri due amici che da lì su potresti per esempio passare lì giù qualcosa, perché guardate un po', ma cosa hai in mano, Davide? Poi la voglio ritornata. Eccola là, ma guarda, questa è la magia della rete. Questa è la magia della rete. Effettivamente. Avete visto? Davide Bernardo ha passato a Giuseppe Milone e Salvatore Fiamingo questa bottiglia. Allora, un attimo così mi piacerebbe con voi sviscerare un pochettino quello che è e conoscere. Che dici Agnese? Che dici? No, vedevo Cirino che giustamente aspettava anche lui una bottiglia, dice magari spendo. Davide, gentilmente puoi porgere un'altra bottiglia, Cirino? Te la porto dopo. Te la porta dopo.
Allora, invece questa mattina, guardando proprio la vostra pagina, mi è piaciuto leggere una cosa, io vorrei partire proprio da qui, Giuseppe. Ho aperto la vostra pagina e leggevo tutto il carattere della Sicilia. Questo è una cosa meravigliosa che mi è piaciuta e proprio da questo vorrei partire, perché tutto il carattere della Sicilia, sicuramente c'è un legame indissolubile tra birra e territorio e vorrei proprio partire da qui. Allora, sì, è stata sempre il nostro core, il punto forte, cioè non volevamo fare una birra artigianale lì e basta, ma non solo nel packaging, che abbiamo avuto dei riconoscimenti. Infatti voi avete visto poco prima la criata chi era? Era la vecchia domestica dei nobili siciliani, quindi inserire una storia siciliana, cioè fare cultura. Ecco. La criata, molti ormai non la riconoscono più, non sanno, molte volte quando andiamo a proporre le nostre birre, non sanno chi era la criata, che era quella bambina che veniva presa dai nobili e faceva la scuola ai figli, la spesa, e tutto, infatti veniva dalla creatura, cioè la creatura. E poi il secondo è il Rais. Il Rais lì c'è un po' più, che è la seconda nostro prodotto, lì c'è un po' più di conoscenza, che era il capo della tonnara, le tonnare in disuso, Te la posso dire una dimenticate. cosa, Giuseppe? Scusami se Sì, ti interrompo. Vedi, se in questo momento ci fosse con noi in diretta anche Davide Morici, che poi è uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano, perché Davide, pensate, da tantissimi anni, sono più di 20 anni, che porta avanti una realtà artistica legata sia ad eventi ma anche proprio ad una compagnia che fa ricerca storica, e questa compagnia si chiama Cialoma, nonché queste eventi, che ha a che fare proprio con Raisi, perché è proprio il cialomare, no? È tipico. Quindi un saluto anche a Davide Morici e a Cialoma, perché questa cosa mi piace proprio regalarla sì, anche a lui. Quindi allora, stavamo parlando proprio dal fatto che voi raccontate poi le tradizioni, giusto? Il territorio, Giuseppe. ma non solo lo stereotipo sempre della, non lo so, del siciliano con la coppa, qualcosa di diverso. Sì. Non ci siamo fermati all'etichetta, ma poi abbiamo continuato con gli ingredienti. Diciamo che fondamentalmente nel nostro piccolo un po' di cultura l'abbiamo voluta portare al tavolo. In questo senso, diciamo, se le etichette sono state sviluppate insieme a un creativo che è Claudio Ruggeri, che è di Catania. Così come un po' tutti i nostri fornitori, noi li scegliamo preferibilmente, diciamo, con siciliani, addirittura se riusciamo anche all'interno del comune o della provincia, poi man mano ci allarghiamo anche a livello regionale. Economia circolare. Nel nostro piccolo una sorta di piccola economia circolare, no? Perché noi siamo comunque sia un'officina, siamo diciamo piccoli. E nella scelta dell'etichetta non ci siamo limitati a proporre la birra e lo stile a cui ci siamo ispirati, ma abbiamo proprio scelto un'etichetta abbastanza avvolgente in modo tale che possa al tavolo suscitare magari una chiacchierata, uno stimolo, uno spunto per la bevuta, per la convivialità. In questo senso abbiamo scelto la criata. Il personaggio non è stato scelto a caso in quel creativo. Abbiamo identificato questa ragazzina che l'abbiamo immaginata diciamo in questi casolari dal centro Sicilia circondati dal grano, e abbiamo accoppiato infatti una birra di frumento. Quindi è una birra di frumento caratteristica ovviamente delle zone della Baviera, quindi della parte bassa della Germania. Era praticamente l'unica zona in cui era autorizzato l'utilizzo di malto diverso da quello dell'orzo, cioè il malto di grano, il malto di frumento. Noi ovviamente Sicilia significava granaio dell'impero quando ai tempi dell'impero romano, quindi abbiamo voluto come prima uscire con una birra di frumento. È una birra molto facile, nel senso siamo sui 5 gradi, è una birra beverina, con molti sentori però di frutta gialla, fiori gialli, è una birra dissetante. E come tutte le birre artigianali che si rispettano, ha un'unghia di lievito sul fondo. Questo sta a identificare un prodotto che non viene né pastorizzato né filtrato, come dovrebbe essere ogni birra artigianale.
Ovviamente è un prodotto molto delicato perché è come se fosse un prodotto vivo, quindi ha bisogno di essere mantenuto a determinate temperature fresche. In questa birra abbiamo voluto inoltre aggiungere un ingrediente che è molto, molto caratterizzante e specifico del nostro territorio, perché noi la utilizziamo e aggiungiamo al momento proprio della produzione della cotta una percentuale di miele di zafferano etnea. Infatti siamo autorizzati ad esporre il logo della società cooperativa agricola apicoltori etnei, che ci certifica e ci garantisce che il miele che utilizziamo è miele del territorio di Zafferana. Poi, oddio, ci spiegavano che le api magari non sono proprio a Zafferana, sono nella zona della piana di Catania, però è miele siciliano, insomma non è miele di importazione, men che meno di parti dell'Est Europa. E poi la cosa principale è l'acqua. Utilizziamo acqua di sorgente dell'Etna, siamo fortunati ad avere l'Etna che è un bacino fondamentalmente idrico di acqua molto pura, esattamente. Ovviamente in base diciamo che la scelta dell'acqua è una scelta preponderante, perché la birra per il 95% è fatta di acqua. Noi abbiamo fatto numerosi test su numerose sorgenti e pozzi che insistono in questo versante, quindi nel versante acese a salire, per fare l'acqua specifica per il tipo di birra che proponiamo. Infatti diciamo che abbiamo scelto proprio come iniziativa quella di modulare le ricette in base all'acqua. Di solito si fa il contrario, perché nel mondo della birra, diciamo, ogni stile ha bisogno di un'acqua proprio del territorio. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di caratterizzare anche con un prodotto che più naturale non c'è, fondamentalmente. Che poi l'acqua è il 90% della birra, quindi è la cosa principale. Quindi il siciliana di così non si può. Devo dire, un attimo, fermiamoci qui un attimo, no, facciamo vedere proprio questa bottiglia, perché qui volevo arrivare. Allora, questa abbiamo detto, ci stavi dicendo Salvo, questa è Raiz. Senti un attimino che messaggio ci è appena arrivato. Allora, Francesco Caravello è un altro dei nostri 3 ideatori di Io Compro Siciliano. Voi sapete tra l'altro che lui conosce benissimo i prodotti, col programma delle 18 lui dà faccia alle aziende. Sentite un attimino. Buongiorno Katiuska e buongiorno ai tuoi grandi ospiti, dice Ciccio. E poi dice: un Raiz è una birra eccezionale provata personalmente. Quindi Ciccio garantisce. Quindi Io Compro Siciliano garantisce birra eccezionale. Stiamo ricevendo. Allora, prima di parlare di Raiz, però permettetemi soltanto, Cirino poc'anzi quando parlavamo di acqua ha fatto un gesto. Cirino, quando parlavamo di acqua poc'anzi. No, dicevo, Giuseppe diceva una cosa bellissima, perché insomma siamo in molti a pensarlo. L'Etna è una fonte quasi inesauribile, diciamo, di acqua, e quindi indicavo proprio l'Etna del logo di Etna. Esatto, Etna, certo, Etna. Senti, Salvo, sto ritornando un attimino e vado un attimo da Giuseppe e Agnese. Allora, Giuseppe e Agnese, oggi veramente puntata movimentata qui, oltre a far vedere che noi utilizziamo i prodotti che poi presentiamo. Davide e Agnese. Davide, voi conoscete sicuramente il territorio, ripeto, in trasmissione, nei vostri programmi, anche voi date faccia alle aziende. Mi sembra, da questo racconto fatto sia da Cirino che da Giuseppe e Salvo, ci sia questo forte senso di appartenenza. E devo dire, ha una valenza speciale, no? Il fatto di immaginare una ripartenza di questo nuovo periodo, di questa nuova fase, quindi lo domando anche a voi. Immaginarlo così, cioè nel senso così compatto, con questa consapevolezza e con questa coscienza differente, può essere veramente un nuovo inizio? Davide e Agnese. Sì, Catiuscia, secondo me assolutamente sì, ma se permetti io vorrei partire
da questa immagine, che è la birra dei ragazzi, che ci ha in pratica permesso di averli oggi, perché ho raccontato a Davide com'è nata la telefonata. Siccome mi occupo anche di creazione, appunto, brand e loghi, devo dire che quando mi è stata regalata la birra e ho visto l'immagine di questa donna che dai tratti ricorda molto la donna di Milo Manara, il suo tratto, il suo disegno e soprattutto la sua sensualità, proprio già dal vedere la confezione, il packaging, mi ha ispirato la volontà di gustarla. Quindi faccio tantissimi complimenti ai ragazzi che per una volta hanno capito una cosa, che io vengo da una passata vita che era quella di imprenditore agricolo. Dopo la prima laurea, la prima cosa che ho fatto è stata fondare con mio padre e i miei fratelli un'impresa agricola. E quello che ho visto è stato che noi in Sicilia abbiamo il miglior prodotto al mondo, che vai dalle arance, che vai dal tipo di grano che viene usato per la birra, che vai dalle mele dell'Etna, piccolissime ma buonissime. Il problema, sapete qual è? Che siccome noi lo sappiamo, pretendiamo che lo sappia tutto il mondo. E invece non è vero. La prima cosa che dovremmo fare è, come hanno fatto Giuseppe e Salvo, attirare il pubblico. Vedi cosa sta facendo? Lui è un venditore, Salvo, perché ci sta facendo vedere... Questo è proprio perché si chiama invidia la nostra, adesso. Infatti era mese, questa qui mi sa che è un po' aperitivo. E voi vi ricordate, è un gesto molto tipico qui a Catania e sicuramente anche a Palermo, assaggiato Romuloni. Quando il venditore cosa fa? Ti fa assaggiare il melone facendo la prova. Ecco, io credo che noi giovani siciliani, mi metto nel giovane anche se ormai il periodo per prendere i fondi del PSR li ho passati da tempo, è quello che noi dobbiamo curare, gli errori che hanno fatto i nostri padri e i nostri nonni partecipando alle fiere soltanto per far spendere, ma non per far vedere il prodotto. Perché sono sicuro, e l'ho provato, che una volta che chi è fuori vede il prodotto e lo assaggia veramente, non tornerà mai più indietro, non può tornare indietro, perché sarebbe come fare 100 passi indietro, perché i nostri prodotti sono buoni e dobbiamo farli conoscere, veramente. Scusate questa piccola parentesi, era doveroso perché è importante. Ci piace, ci piace. Senti Agnese, sicuramente adesso torno subito dai ragazzi, perché così facciamo battute finali e chiudiamo, ahimè, però ci rivediamo, perché dobbiamo qui immaginare, perché è importante proprio questa cosa di immaginare di far rete. Adesso poi ne parlo un attimo con Cirino. Senti Agnese, sicuramente condividere un programma, la vita professionale con Davide è sicuramente difficile, perché vedo che è un fiume in piena, e quindi tra l'altro immagino che sia veramente difficile. Mi piacerebbe in questa ultima battuta, Agnese, ci sono sicuramente dei bei progetti, giusto? Che state portando avanti, dei nuovi progetti? Ci sono i progetti, stiamo andando avanti con Noi Insisiti, stiamo ideando un nuovo programma, anche perché appunto inaspettatamente 40 in quarantena, che è nato veramente da un'esigenza di parlare, di restare in contatto, è andata veramente bene. Molti ci hanno chiesto: ma non tornate, non fate qualcos'altro, quindi stiamo progettando un ritorno. E questa è la cosa più bella. Poi abbiamo il nostro LIF, la nostra agenzia di comunicazione, e lì andiamo avanti con un sacco di settori e con un sacco di aziende che aiutiamo a far conoscere, perché comunque anche avere una buona immagine sui social, sui siti, con una buona comunicazione mirata è quello che fa bene e che arricchisce anche un'azienda nel farsi conoscere. E quindi in questo momento di ripartenza, come dicevate tutti quanti, secondo me puntare in questo momento su una comunicazione giusta è la cosa necessaria, perché è come se questo coronavirus ha un po' azzerato tutto, no? Stiamo ripartendo tutti da capo, quindi farsi conoscere in questo momento è davvero la carta fondamentale. E poi per quanto riguarda la ripartenza, io certe volte penso, no, la nostra terra è stupenda, lo sappiamo tutti quanti, però purtroppo o la diamo per scontato o non la valorizziamo così com'è. Quindi in molti nostri coetanei l'hanno lasciata
per cercare appunto un'esperienza magari più appagante fuori, no? Hanno fatto un'ottima scelta, io non la discuto, però penso che la nostra sia anche un po' più coraggiosa, perché restare qui e mettersi alla prova e cercare di far cambiare teste, di portare avanti, di sviluppare qualcosa di buono da una terra che dà tanto, tanto di buono, sia la cosa migliore che potevamo fare. Quindi faccio un augurio a tutti. Agnese, la verità è che noi dobbiamo partire da io compro siciliano. Esatto. Quando diciamo io compro siciliano, questo lo diciamo davvero e invitiamo tutti a farlo, perché comprare siciliano non è soltanto lo stile di vita legato al io compro il prodotto, è io valorizzo la mia terra in tutto. Quindi io compro siciliano è la promozione della nostra cultura, del nostro territorio, del nostro turismo, della nostra accoglienza, dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze, dei nostri artigiani. Io compro siciliano deve essere veramente la svolta. Cirino, ultima battuta e vado dai ragazzi. Facciamo rete. Possiamo immaginare di fare rete? Io compro siciliano può essere un po' per tutti questo reale cambio di vita? Io sono dell'idea che possa assolutamente esserlo. Mi trovo molto d'accordo sia con quanto detto poco fa da Agnese e Davide, ma anche da Giuseppe e Salvo. Comprare siciliano può sicuramente rappresentare una svolta, partendo proprio dalla mente, dalla forma mentis che abbiamo, fino a poi alle cose più basilari, insomma, quelle più nella quotidianità, diciamo. E quindi sì, ma questo non vale soltanto per gli artigiani, come dicevi benissimo tu, vale per tutti i settori, anche quelli un po' più di nicchia, anche per la cultura, che purtroppo a volte viene considerata nicchia. Lo vediamo bene noi organizzatori che ci spremiamo le meningi molto spesso per attirare pubblico a partecipare ai nostri eventi, anche se magari sono eventi importanti, che hanno magari degli ospiti importanti, ma ci rendiamo conto nel corso degli anni che attrarre pubblico molto spesso, se non c'è un buffet, no, ma questo è uno scherzo, comunque molto spesso agevola. Perché comunque davvero c'è molta offerta, le TV via cavo, ecco, i comfort molto spesso fanno sì che magari la gente debba essere un attimino spinta a partecipare fisicamente ad un evento. Questo chiaramente non è il caso del momento storico che stiamo vivendo, perché siamo stati costretti a stare a casa, però devo dire che ci dobbiamo mettere molto impegno ed è quello che dobbiamo fare. Diceva bene Agnese, non si discute la scelta di chi decide di svolgere le proprie attività imprenditoriali oppure andare a lavorare o a studiare fuori o all'estero, che ben venga tutto ciò, anche perché poi quando tornano a casa portano altri know-how, altre esperienze e possono far crescere chi è rimasto. Ma chi rimane, proprio chi rimane, devo dire, sono d'accordo con Agnese, è coraggioso, perché comunque nonostante le difficoltà che ci sono in Sicilia, soprattutto strutturali, basti pensare alla rete ferroviaria. Voglio fermarmi lì perché sennò possiamo parlarne per un'altra ora. Ecco, nonostante facendo un attimino quello che diceva Agnese, Davide e adesso tu, quindi è importante, anche se i nostri percorsi professionali vengono fuori, però portiamo tutto dentro, portiamo tutto qui da noi, perché qui è da qui che dobbiamo partire e ripartire. Io vado dai ragazzi. Allora, siamo proprio a chiusura. Poc'anzi Salvo ci stava facendo intravedere l'etichetta di Raista. Allora, noi sulla bontà ne siamo certi, perché Francesco Caravello ha garantito, e quindi noi poi ce la degusteremo immediatamente, perché così abbiamo prova di quello che dice anche Francesco Caravello. Invece, ultima battuta ragazzi, perché purtroppo siamo in chiusura. Ritorno alla terra. Questa è una frase molto importante per voi. Sì, no, è la base. Secondo me, dopo quello che è successo, che nessuno si aspettava,
si ritornerà a quello che è la cosa principale, che è il ritorno alla terra, nel senso del ritorno all'artigiano locale, il ritorno al conoscere il produttore. Ma anche l'aspirazione che abbiamo noi nel medio-lungo periodo è quella di fare una birra interamente siciliana, cioè con malti orzo e grano siciliano, con luppoli preferibilmente coltivati con la nostra terra, con il nostro progetto. Con tutte, diciamo, le caratteristiche e peculiarità che poi possono nascere, perché ovviamente una pianta diciamo abituata a crescere a determinate latitudini potrebbe avere, diciamo, delle caratteristiche differenti. Certo, questo comporterà sicuramente un processo di sviluppo, di ricerca e di affinamento per poi avere un prodotto competitivo anche a livello sia nazionale che internazionale, però è quello che ci proponiamo nel medio e lungo periodo. Quindi che ben venga se altre persone siciliane si vogliono investire nella filiera brassicola. Invitiamo tutti a venire, vi facciamo vedere non solo la produzione, quindi con tutti i macchinari. Vabbè, non ci vorrà molto, siamo molto piccoli, però. ma anche far degustare proprio la birra fresca, quindi vi invitiamo tutti, perché la cosa principale è conoscere il produttore. Importante, questo è importante. E le storie che ci sono dietro, ai prodotti che vengono messi in tavola. Quindi sarà il sito, quindi già da lì si inizia e poi venite a conoscerci di presenza, quindi vi invitiamo. Assolutamente. Tra l'altro, Salvo, tu dicevi siamo piccoli, la verità è che nelle piccole cose ci sono le grandi cose. Ci sono saluti che arrivano per voi da Lidia Prestana, Patrizia Gianquinta, Vicky Lords, Hi Catiusca. Salutiamo tutti, ricambiamo. Saluti a voi. Beh, ragazzi, io volevo innanzitutto ringraziare come sempre tutta la Sicilia. Oggi siamo stati ospiti Palermo chiama Catania, perché siamo felici, tutta la Sicilia siamo felici di portare avanti un grande progetto, e questo grande progetto sapete cos'è? Noi tutti. Io concludo ogni appuntamento in questo modo ed è sempre per me una gioia poter portare i miei ospiti. Venite avanti alle camere, venite avanti. Cirino, vieni più avanti. Vieni. Siamo tutti belli, non fare. Allora, noi chiudiamo ogni appuntamento così. Auguro ad ognuno di voi tantissime cose belle, ripartiamo più forti, perché noi ci crediamo, e soprattutto io siciliano, ci piace, viva la Sicilia, grazie per essere stati con noi, grazie, viva la Sicilia, viva noi, ciao.